E leggiamo dal secondo libro dei Re, capitolo 6, versetto 1. I discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: ecco, il luogo nel quale noi abitiamo con te è troppo piccolo per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Là ciascuno di noi prenderà una trave e là ci faremo luogo per abitarvi. Eliseo disse: andate. E uno di loro disse: ti prego, degnati di venire con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. Giunti al Giordano si misero a tagliare alcuni alberi. Mentre uno batteva un tronco, il ferro della scure gli cadde in acqua. Egli si mise quindi a piangere e disse: ah, mio signore, questa l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio domandò: dove è caduta? Ed egli indicò a lui il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse: prendilo. Così egli stese la mano e lo prese. Amen. Vi potete sedere. Allora, naturalmente questo, dal mio punto di vista, è l'introduzione al capitolo 6, perché ora continueremo a leggere il capitolo 6, che ha tanto da dirci, ma queste poche righe già hanno tanto da dirci, tantissimo da dirci. Dunque, questo praticamente è un miracolo, lo possiamo chiamare miracolo insignificante, perché che miracolo fece? Non è che ha fatto granché, ha portato a galla un pezzo di ferro che era caduto in acqua, ok? È tornato a galla e il profeta ha preso questo pezzo di ferro e è potuto stare tranquillo che il suo debito non aveva più debito, perché già sapeva che quella cosa prestata poteva ritornare indietro. Però in realtà ha un grande significato spirituale, grandissimo significato spirituale, nella vita di Eliseo come nella vita anche del profeta. Il ferro è immagine di quello che siamo noi. Cioè, noi che cosa siamo? Ferro. Noi siamo pesanti, siamo appesantiti dalla nostra vita, nella misura in cui noi ci vediamo e ci percepiamo, noi ci percepiamo ferro, cioè come qualcosa che è indegno di rimanere a galla, e quindi che cosa fa? Se ne va in fondo. Noi siamo quelli che dobbiamo andare a fondo perché non siamo capaci né di nuotare né di andare a galla. Spiritualmente, umanamente parlando, noi siamo, a causa del peccato, noi siamo diventati pesanti, non siamo più liberi. Il pezzo di legno invece rappresenta Cristo, rappresenta la croce, rappresenta Cristo. Ed è l'unica cosa in questa situazione che sistema la situazione. E allora che cosa fa Eliseo? Prende questo pezzo di legno e lo butta in acqua. Il legno che fa? Galleggia. Dì la presa accanto a te, galleggia. Il legno galleggia. Ma per un miracolo particolare questo pezzo di legno, anziché galleggiare, se ne va a fondo. E che cosa fa? Il pezzo di ferro sale a galla e si mette a galleggiare. Ora, pur restando sempre ferro, in realtà quel ferro ha preso l'immagine del legno. E il legno che cosa ha fatto? Ha rinunciato alla sua immagine di legno che galleggia per andare a fondo. Questa è immagine di Gesù che sulla croce ha preso i nostri peccati. E quindi Gesù è andato a fondo, punito per i nostri peccati, ci dice la parola di Dio, e grazie a Lui noi che siamo ferro siamo venuti a galla. Ok, quindi questo miracolo ci dice che Dio ha fatto una cosa impossibile, e umanamente parlando è impossibile. Un pezzo di ferro, anche se vogliamo fare esperimenti qua, non galleggerà mai. Ma grazie, quindi noi, per l'immagine che noi abbiamo avuto da Adamo quando ha peccato, noi non potremo mai essere salvati. Noi siamo salvati grazie a Gesù, che ha preso il nostro posto ed è andato Lui a fondo. E noi siamo venuti a galla. Questo è meraviglioso. Se voi pensate a questo esempio, noi ci vediamo sempre indegni. Noi ci vediamo sempre come quelli che non meritano di stare sulle acque, ma di andare a fondo. Non meritiamo di essere portati alla salvezza. Perché? Perché la nostra stessa natura di ferro ci impone di andare a fondo. Infatti Gesù ha fatto un miracolo. Eliseo ha fatto un miracolo e ci ha fatto vedere quello che Gesù avrebbe fatto nel futuro, ma quello che Gesù ha fatto in quel momento, e tra l'altro è qualcosa che ha toccato anche il suo cuore.
ha trasformato anche la sua vita. Tra l'altro, questo ci indica anche come la nostra forza è inutile, perché l'ascia è segno di forza, il ferro è segno di forza. Per quanto noi possiamo sentirci in grado di abbattere alberi, di andare avanti, nel momento in cui ci troviamo nella zona spirituale, noi affondiamo. Nel momento in cui noi ci troviamo nell'acqua, e l'acqua rappresenta la zona spirituale, quando noi quando noi arriviamo in quel luogo spirituale, cioè quando noi arriviamo nell'acqua che rappresenta anche l'incontro con Dio, noi affondiamo. La nostra forza non serve a niente. Mentre la debolezza della croce, e quindi la debolezza del legno, fa sì che noi recuperiamo la forza, la vera forza dal legno. Ok? Quindi questo pezzo di ferro ha cambiato la sua struttura. Nell'immagine è rimasta ferro, ma anche nella sua forza è rimasta ferro, perché poi il profeta l'ha utilizzata di nuovo per abbattere il legno, per abbattere gli alberi. Ma nella sua struttura, nella sua immagine, ha preso l'immagine del legno. Il legno non è più tornato a galla, è rimasto a fondo. Quel pezzo di ferro era un pezzo di ferro nuovo, rinnovato. Restava ferro, ma nello stesso tempo era anche legno. Restiamo quello che siamo, va bene, ma dentro di noi c'è Cristo che ci ha salvati. Tutto questo avviene nell'acqua, e l'acqua rappresenta lo Spirito Santo. Non avviene nell'aria, non avviene a terra, avviene nell'acqua, perché questa azione avviene in cooperazione con lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che mi fa vedere che non sono cosa, perché lo Spirito Santo mi rivela che sono peccatore. Gesù che cosa ci dice? Che lo Spirito Santo ci rivela il peccato nella nostra vita, quanto siamo indegni. È la croce che ci tira su, ed è lo Spirito Santo, per mezzo dello Spirito Santo che noi siamo elevati. Quindi lo Spirito Santo in noi rappresenta, l'acqua in noi rappresenta lo Spirito Santo. Gesù insieme allo Spirito Santo hanno fatto sì che noi avessimo una nuova natura. Nella nostra vita non ci può essere solo lo Spirito Santo, perché è Gesù che ci ha salvati, non lo Spirito Santo. Se ci fosse solo lo Spirito Santo nel mondo come c'è, lo Spirito Santo nel mondo rivela il peccato, quindi condanna. È la croce che ci libera dalla condanna. È il pezzo di legno che ci fa tornare a galla, che ci fa essere trasportati dallo Spirito Santo. Amen. Tu sei trasformato per mezzo della croce e sei rinnovato per mezzo dello Spirito Santo. Cioè il tuo nuovo essere è rivelato per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Vedete quale grande opera ha fatto Gesù nella nostra vita? E quando io ho letto oggi questo brano, dissi, ma è impossibile che il ferro galleggi, quindi è impossibile che io possa arrivare mai alla salvezza. È Cristo che mi ha portato alla salvezza. Lui è sceso negli inferi per portare me nei cieli. Lui è sceso negli inferi per portare a te nei cieli, per portarti nell'alto dei cieli. È meravigliosa questa cosa. Poi più avanti c'è un'altra storia. Eliseo, vedendo quel miracolo, questo però è una mia supposizione, vedendo quel miracolo, capisce che spiritualmente ha un significato. E io penso che lui si sia visto molto in quel pezzo di ferro e che abbia cambiato molte delle sue opinioni in quel momento, abbia cambiato idea su molte cose, non che era sbagliato prima, va bene, ma è cresciuto spiritualmente, è diverso, non è che era peggiore, aveva un livello di crescita spirituale, con questo miracolo il suo livello di crescita è aumentato ed è diventato molto ma molto ricco di misericordia. Nella sua vita ha iniziato ad esserci misericordia, 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 e la sua immagine non era più quella dell'ascia, capace di abbattere gli alberi e di buttarli giù, perché comunque era un profeta che faceva questo. Ma arrivato a un certo punto la sua immagine si è trasformata e si è visto nel pezzo di legno. E anche noi dovremmo vederci in quel pezzo di legno che ci ha liberati. Dunque inizia dal versetto 8. Ma il re di Siria era in guerra contro Israele.
voglio farvi una piccola lezione di storia giusto per capire il contesto. Israele e Giuda erano separati, erano due regni separati. Israele si trovava a nord, Giuda si trovava a sud e avevano due capitali diverse. A Giuda c'era Gerusalemme, mentre in Israele c'era Samaria. Ora Eliseo operava nella parte israelita del regno. Giuda c'erano altri profeti, mentre lui si trovava in questa zona di Israele che era tra l'altro quella più ribelle, tra l'altro. Quindi dove si trova, la Siria si trova un pochino più a sud di Israele, anche oggi è così, e quindi la Siria attaccava spesso Israele che era tra Giuda e Siria. Israele era nel mezzo. Ai tempi di Gesù quella zona viene chiamata, era la zona di Nazareth, quindi non diciamo sciocchezze. Non c'era ancora. Dunque, quindi versetto 8, mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi, disse: il mio accampamento sarà in tal posto. Quindi il re di Siria si organizza che deve attaccare Israele. Allora l'uomo di Dio, chi è l'uomo di Dio? Eliseo, mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tale luogo, perché vi stanno scendendo i siri. Quindi Eliseo avvisa il re, perché lui stesso è stato avvisato miracolosamente che il re di Siria doveva attaccare Israele. Cioè, se vai in quel posto, perché guarda che in quel posto i siri ti attaccheranno e vedi che se tu non ci vai perdi. Perciò il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Quindi giustamente quello si è fidato del profeta e ha mandato il suo esercito. Così egli mantenne quel luogo in vigilanza. E ciò non avvenne 1 o 2 volte, successe tante volte. Cioè, il re di Siria se la pensava, dice: devo attaccare Israele, manderò le mie truppe là. Il profeta mandava a dire al re di Israele: guarda che il re di Siria ti attaccherà là, corri, se no tu perdi. Quello obbediva e mandava le sue guarnigioni, non una volta, non 2 volte, ma tante volte, ci dice la parola. E allora che cosa succede? Che quindi Eliseo ha delle rivelazioni. Perché ha delle rivelazioni? Perché lui è in comunione con Dio, ok? È in intima comunione con Dio. Perché? Perché la parola di Dio, perché la presenza di Dio l'ha trasformato. Io penso che in questo preciso momento, con quell'introduzione sopra, si rispecchia ancora di più con Dio e quindi Dio lo avvisa, gli parla in maniera intima, tanto che addirittura sembra che il brano ci suggerisca che Eliseo stesso senta le parole del re di Siria. Non è Dio che glielo rivela, ma Dio lo porta in quel luogo e gli fa sentire le parole del re. Cioè, spiritualmente parlando, ovvio, cioè un miracolo fenomenale. Molto turbato in cuor suo per quella cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro: non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re di Israele? Perché giustamente, quello che dice, qualcuno fa la spia. Uno dei suoi servi rispose: nessuno, re, ma è Eliseo il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le cose che tu dici nella camera da letto. Cioè, la parola di Dio ci fa intendere che Eliseo pare che è da Indra, mentre lui parla nella sua intimità, sente. Miracolosamente Dio unisce questi 2 luoghi, Eliseo sente tutto e avvisa il re di Israele. Quindi Eliseo, che è un pezzo di ferro che si è trasformato in un pezzo di legno, ha ricevuto una così intimità con Dio che Dio stesso non ha bisogno di comunicargli le cose. Dio non gli parla, lo porta direttamente nel luogo dove c'era il nemico. Quindi il nemico non può il nemico non può tramare nei tuoi confronti nella misura in cui tu sei unito a Cristo. Ogni cosa che il nemico trama alle tue spalle, sappi che Dio lo ha già annientato. Noi siamo in Cristo, il nemico l'ha già perso.
Tutto quello che può essere un'avvisaglia, e ora vedremo che c'è anche il servo di Elia che è particolare. Tutto quello che il nemico di Eliseo, scusatemi, il servo di Eliseo è particolare. Tutto quello che il nemico trama contro di te, Dio già lo ha sventato. Naturalmente tu devi essere un pezzo di ferro rinnovato dal legno. Ok, tu ti devi vedere in Cristo. Se tu non ti vedi in Cristo, il nemico può organizzarsi e può vincerti. Ma se tu sei in Cristo, tu hai già la vittoria. Amen. Quindi anche quando il nemico ti viene contro e ti fa spaventare, in realtà tu dovresti riprendere la tua posizione in Cristo e dire vabbè, il nemico mi vuole annientare, ma io ho già vinto in Cristo. Ma Eliseo aveva la rivelazione anche per un altro motivo. Non era solo quello, aveva ricevuto qualcosa nel primo miracolo, nel miracolo del ferro. Il servo era disperato e ha avuto compassione del servo, non del ferro. Il ferro si può ricomprare, ma ha avuto compassione del servo perché il servo doveva ripagare invece quel debito, ed era un debito che, volendo o non volendo, lo doveva pagare. Quindi che cosa è successo? Che quando il pezzo di ferro si è messo a galleggiare, è stato cancellato il debito. Ok, Gesù ha cancellato il tuo debito pure. Quindi in Eliseo è scattata anche la molla della compassione. Aveva compassione per il suo popolo, perché tra l'altro Eliseo non è che era tanto intimo col re, anzi proprio intimi non erano, anzi non si volevano per niente bene, però per amore del suo popolo avvisava il re, per amore di salvare la sua nazione avvisava il re per difendere la sua gente. Aveva un cuore che era stato trasformato con quell'altro miracolo, un cuore più compassionevole. Allora il re disse, andate a vedere dove si trova perché lo possa mandare a prendere. Cioè il re di Assiria lo voleva togliere di mezzo. Gli fu riferito, ecco si trova a Dotan. Così il re mandò cavalli, carri e un grande esercito. Quindi vedete il nemico quando vi vuole distruggere che cosa muove? Carri, cavalli e un grande esercito. Eliseo era uno, non c'era bisogno di fare carri, cavalli e cavalieri. Chi è che si muove in guerra per togliere di mezzo una sola persona? Evidentemente il nemico, per mandare tutto quell'esercito, sapeva di quale potenza era rivestita una sola persona. Il nemico ti può mandare davanti tutto l'esercito che vuole, ma se ti manda un esercito vuol dire che tu sei in grado di vincerlo, perché ha paura di te. Perché delle persone di cui non ha paura non manda un esercito, basta uno spiritello che lo disturba durante la notte e arrivederci, buonanotte. Ma quando tu appartieni a Cristo, il diavolo ti manda l'esercito perché ti deve fare spaventare. Carri, cavalli e un esercito. Aveva sorte di spendere pure, evidentemente. Così il re mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. Quindi, il nemico tenta anche di farti vedere qual è la tua natura. Qual è la tua natura? No, era la tua natura. Il nemico cerca di farti vedere quale era la tua natura. Quale era la tua natura? Pezzo di ferro, indegno, incapace di stare a galla, degno di andare a fondo e soccombere. E mantenere il debito. Quando ti manda un grande esercito, il nemico vuole farti tornare indietro, ti vuole far vedere quanto tu sei incapace di stare a galla, sei incapace di nuotare per mezzo dello Spirito Santo, sei incapace di vivere una vita piena. Il nemico deve cancellare l'azione del legno. Il nemico deve cancellare l'azione della croce se potesse. E quindi cerca anche di farti ritornare a fondo. Devi soccombere, devi andare sott'acqua, devi morire.
Versetto 15. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un grande esercito, con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: Ah, cosa faremo, mio signore? Ah, cosa faremo, mio signore? Al versetto 5 c'era il profeta che disse: Ah, mio signore, questo l'avevo preso in prestito. C'è sempre chi si lamenta, perché è sempre insicuro, perché non si rispecchia nel legno, non vede in sé Gesù, sta con le persone giuste ma non si vede in Cristo. Considerate che questo servo probabilmente non è Gehazi. Gehazi era un servo di Eliseo che aveva preso la lebbra ed è al capitolo precedente. Questo qua sembra un altro servo, non dice il nome, ma sembra che sia un altro servo. Quello è stato licenziato ed Eliseo se ne è preso un altro. Almeno sembra così. Va bene? E allora che succede? Che dipende. Quindi quando noi abbiamo l'immagine di Gesù dentro di noi, abbiamo anche la luce di Cristo in noi. E quindi noi iniziamo a vedere le cose in maniera diversa. Il servo non aveva gli occhi spirituali, mentre Eliseo aveva gli occhi spirituali. Perché Eliseo aveva gli occhi spirituali? Perché era quel pezzo di ferro che era caduto ed era stato salvato dal pezzo di legno. E lui si rispecchiava con quel pezzo di legno, lui si vedeva ferro, ma si vedeva anche salvato dal pezzo di legno. Lui non conosceva Gesù, ma aveva compreso dentro di lui che qualcosa era cambiata. Tra l'altro Eliseo è stato l'unico in tutta la Bibbia che il suo cadavere ha fatto risuscitare un altro cadavere. Tra l'altro, quindi questa ce la dice lunga su Eliseo, è un'immagine di Cristo potentissima. Quindi Eliseo fa una cosa, al versetto 16, egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Quindi perché? Perché Eliseo aveva gli occhi aperti, vedeva le cose celesti. Ma non è che aveva un'unzione particolare, aveva un'intimità particolare, aveva un'unione con Dio che era particolare. Non era un uomo che era stato, a cui erano state date tutte le unzioni di questo mondo, olio di ricino, olio di oliva. Ok, quindi aveva gli occhi aperti. No, aveva intimità con Dio, un'intimità bella, particolare, tant'è che i suoi occhi vedevano le cose spirituali. Eliseo era l'unico a galla in quella situazione, il servo ancora non era a galla. L'unico che vedeva come stavano veramente le cose. Versetto 17, poi Eliseo pregò e disse: O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi, perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide. Ed ecco il monte era pieno di cavalli, di carri di fuoco, tutto intorno ad Eliseo. Ora Eliseo, siamo ognuno di noi. Ognuno di noi ha questi occhi aperti perché in realtà noi vediamo veramente quando le cose non sono corrette. Noi spiritualmente percepiamo quando una cosa è dal Signore e quando non è dal Signore. Sia essa che sia buona o cattiva, abbiamo quel discernimento dentro di noi che ci fa capire quando una cosa è da parte di Dio e quando non lo è. Eliseo aveva una potente preghiera, tanto da far aprire gli occhi anche agli altri. Quindi tu hai la capacità di chiedere a Dio di aprire gli occhi alle persone che ci li hanno chiusi. Abbiamo detto 2 giorni fa che è potente la preghiera e dobbiamo sfruttare questo canale, perché il diavolo ha paura di questa preghiera, come aveva paura di Eliseo e della sua preghiera, della sua intimità con Dio. Non gli ha mandato un cavallo solo, un carro solo, gli ha mandato un esercito, perché aveva paura, il nemico ha paura di noi. Ma non vi può fare niente. L'importante è che noi abbiamo gli occhi aperti e quelli che ce li hanno chiusi noi dobbiamo aprire i loro occhi, non con parole di intelligenza e di sapienza come ci dice Paolo, ma con la preghiera e con la compassione soprattutto.
Quindi la forza della preghiera fatta da chi è a immagine di Gesù. Quando ti rispecchi in Cristo, la tua preghiera è potente. Tu sei alla destra del Padre insieme a Gesù. E il servo vide la protezione celeste che era su di loro, giustamente. Versetto 18. Come si riscendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, colpisci questa gente di cecità. Allora, ed egli li accecò secondo la parola di Eliseo. Ora vi voglio fare vedere una cosa. Eliseo ha chiesto che tutto questo esercito, tutta questa gente, che chissà quanti erano, diventasse cieca. Lo sapete perché? Per un gesto d'amore, per un gesto di compassione. Ha avuto compassione di loro e ha pregato che i loro occhi fossero chiusi. Però i loro occhi già erano chiusi. Attenzione! Loro non vedevano le cose spirituali. Ok? I loro occhi già erano chiusi. Se i loro occhi non fossero stati chiusi e quindi fossero andati all'attacco per uccidere Eliseo, sarebbero morti, perché c'era l'esercito celeste pronto per toglierli di mezzo. Quindi Eliseo, quando ha pregato e ha chiesto a Dio di chiudere i loro occhi, gli ha salvato la vita. Ma non finisce qua, perché se fosse da cose che restassero, cioè che sarebbe una tragedia, perché il nostro compito non è quello di chiudere gli occhi e di aprirli. Ma in questo caso Eliseo fa un gesto d'amore, dice: Signore, salvali chiudendo i loro occhi, perché se no muoiono. Gesù ha fatto la stessa cosa, e vi dico come. Quando Gesù è venuto sulla terra, prima di lui è nato, non è sceso, solo Gesù è sceso. È nato Giovanni. Giovanni che cosa diceva? La scure è messa alla radice, l'albero sarà abbattuto, moriremo tutti, è arrivata la fine. Giovanni Battista non predicava una cosa sbagliata, predicava una cosa giusta. C'era il giudizio che doveva scendere su Israele e sulla terra. Gesù è venuto invece a mettersi davanti, a non permettere che il giudizio scendesse, è venuto in misericordia. Ha dato la sua vita, quindi è morto lui, diciamo così, che lui si è accecato per salvare noi. Ha permesso che i suoi occhi fossero accecati, diciamo così si capisce, per salvare noi. Eliseo ha permesso che gli occhi di quell'esercito fossero chiusi, perché sennò l'esercito celeste li avrebbe tolti di mezzo tutti, perché sennò che ci faceva l'esercito celeste là? A banchettare? Era pronto per ucciderli. Doveva difendere Eliseo, ma doveva difenderlo togliendo di mezzo i nemici. Eliseo prega e chiude, fa sì che gli occhi di questo esercito vengano chiusi. Versetto 19. Ora Eliseo disse: non è questa la strada e non è questa la città. Cioè questo esercito confuso ascolta solo una voce, sente una voce sola. No, la voce che dice: non è questa la strada, non è questa la città, seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condusse a Samaria. E ora qua a me è venuto il dubbio: Eliseo è un bugiardo? No. Eliseo stava dicendo loro la verità. In che senso? Guardi, leggiamolo da un punto di vista puramente spirituale. Il nemico non cerca te. O meglio, cerca te, ma in realtà cerca di distruggere Cristo che è in te. Ok? È vero che cercavano lui, ma in realtà non volevano uccidere lui. Volevano togliere di mezzo la spiritualità che era in lui, Cristo che era in lui. Quindi lui dice: voi non state cercando me, perché io non sono nessuno. State cercando la potenza, la gloria di Dio. State cercando di distruggere quello che non è possibile distruggere. E allora che fa? Li prende e li conduce in Samaria. In Samaria, abbiamo detto che è la capitale di Israele, e paradossalmente sembra che li porta in un luogo cattivo. Però che succede? Quando giunsero a Samaria, Eliseo disse: o Eterno,
apri i loro occhi perché vedano. L'Eterno aperse i loro occhi ed essi videro, ed ecco, si trovavano in Samaria. Che cosa hanno visto? Hanno visto Eliseo. Hanno visto l'uomo Eliseo che diciamo che in questo caso rappresenta l'uomo di misericordia. Perché? Gli apre gli occhi, gli fa vedere l'uomo della misericordia, ma gli fa vedere anche un'altra cosa. In Samaria c'era il re di Israele. Quindi gli fa vedere il giudizio, gli fa vedere che dovevano morire. Ci siete? Ora vi lancio la bomba, non vi preoccupate. Quindi una volta che Eliseo li ha salvati dall'esercito celeste, li porta però davanti ad un altro esercito, quello del re. Versetto 22. Quando il re di Israele li vide, disse ad Eliseo: Padre mio, li devo uccidere? Egli rispose: non ucciderli, gli salva la vita 2 volte. Ecco la misericordia. Ha salvato la vita al suo popolo e ha salvato la vita a un popolo che non è suo. E no, Gesù non ha fatto questo. Non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti davanti a loro pane e acqua affinché mangino e bevano e poi ritornino dal loro Signore. Allora egli preparò loro un grande banchetto. Non vi vengono i brividi? Cioè Eliseo salva i suoi nemici, ha compassione per i suoi nemici, quello che certe volte noi non abbiamo. Noi li vogliamo ciechi, in modo tale che vaghino e non ci disturbino. E invece Eliseo dice: aprite i vostri occhi e guardate che cosa vi ho preparato, un banchetto. In questo caso Eliseo rappresenta Cristo che li porta davanti al re e gli prepara il banchetto celeste. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi ritornarono dal loro Signore. Così le bande dei Siri non vennero più a fare incursione nel territorio di Israele. E questo ci dice che quando noi ci muoviamo con compassione e con amore, diciamo così, che i nostri nemici, quelli che non ci amano, non ci disturbano. Ma dipende dalla nostra attitudine di cuore, dipende da come noi li vogliamo trattare. Quindi Eliseo mostra la misericordia di Gesù. Gli fa vedere cosa significa essere uomini nuovi, cioè pezzi di ferro che sono tornati a galla, che non stanno a fondo, nuotano. Quindi anziché morire trovano un banchetto e anziché la morte trovano la vita. La tua attitudine deve essere quella del ferro che galleggia, non del ferro che affonda. Vero è che siamo pezzi di metallo, pesanti, appesantiti dalle nostre follie, dalle nostre pazzie giornaliere, mensili, annuali, presenti, passate e future. Ma noi dobbiamo galleggiare. Tu non ti devi vedere come sei, perché il nemico vuole farti vedere quello che sei umanamente. Ma tu non sei questo. Per mezzo della croce tu sei una persona nuova, rinnovata. Quando ti entrerà in testa avrai la capacità di trasformare l'ambiente che ti circonda. Perché certe volte da noi avvengono grandi miracoli e poi sembra che non succede niente? Perché il nemico ci manda l'esercito e noi abbiamo paura di questo esercito e la nostra fede scende, vacilla. Quando invece noi abbiamo momenti di serenità, dove spiritualmente ci sentiamo forti, avvengono cose belle in mezzo a noi. Però questo non può essere, non deve succedere così. Anche nell'avversità noi dovremmo essere galleggianti. Non guardarti per quello che sei, perché siamo di carne, siamo peccatori salvati, non siamo non peccatori, siamo peccatori salvati, continuiamo a essere peccatori salvati, ma non nella nostra natura spirituale. Nella nostra natura spirituale non siamo più peccatori. Giovanni ci dice che noi non siamo più peccatori spiritualmente, lo siamo ancora nella carne.
ma siamo peccatori salvati. Cioè siamo pezzi di ferro che galleggiano, non pezzi di ferro che vanno a fondo. Il miracolo è questo, noi siamo pezzi di ferro che galleggiano. Se il ferro galleggia è un miracolo divino, quindi anche tu sei un miracolo divino. Non è una cosa che dipende da te, è una grazia divina. Quando ti identifichi con colui che è andato a fondo per te, la tua preghiera diventa potente e prende potenza. Tu ti devi identificare in quel pezzo di legno che ha preso il tuo posto, è andato a fondo e tu sei tornato a vivere, sei tornato a galla. Per mezzo dello Spirito Santo sei una persona nuova, rinnovata e ogni giorno c'è questo rinnovamento. Grazie a quello che ha fatto Gesù noi siamo utilizzabili. Il profeta ha potuto riutilizzare quell'ascia con la consapevolezza che c'era un miracolo su quell'ascia. Non era più un'ascia che valeva 50, era un'ascia che era senza valore, perché era un'ascia che aveva ricevuto un grandissimo miracolo. Tu sei un grandissimo miracolo e tu sei un grandissimo valore agli occhi di Dio. E Dio si può servire di te perché c'è questo miracolo, non perché tu sei più intelligente, perché tu sei più anziano, perché tu sei particolare, perché tu hai il dono di guarire, tu hai il dono di liberare, no. Dio si serve di te perché tu sei trasformato, sei diventato una creatura nuova. Perché in te c'è un miracolo che viene da Dio e non viene da te. Amen? Amen? Amen. Ci vogliamo alzare allora e preghiamo? Preghiamo in lingue. Insieme, dai. Signore, chi ancora non ha il dono delle lingue, Signore, in questo momento toccalo perché riceva il dono delle lingue. Nel nome di Gesù, apri la tua bocca, sciogli questa lingua, Signore, queste labbra. Nel nome di Gesù perché ci sia la tua potenza. Ostana che ramalaraya shandasnai, urakarayesnai ashivarakirayesnaye. Inia karaindieshideniminiyasnaye. Istana karayashavaye. Signore, ti ringraziamo perché tu hai fatto un'opera miracolosa nella nostra vita. Hai fatto qualcosa, Signore, di spettacolare. Hai fatto quello che in natura è impossibile. Hai fatto sì che quel pezzo di ferro galleggiasse perché un pezzo di legno ha preso il suo posto. E tu, Signore, hai preso il nostro posto in quell'occasione. Su quella croce tu hai preso il nostro posto. E noi che eravamo ferro ora siamo diventati qualcosa di nuovo, di trasformato, che pur restando nell'immagine ferro, dentro di noi c'è la potenza di quel legno. C'è la potenza della croce, c'è la potenza del nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai fatto un miracolo. Vogliamo avere consapevolezza di questo, vogliamo guardare, Signore, a te, vogliamo somigliare a te. Vogliamo, Signore, imitare te, vogliamo rispecchiarci in te, vogliamo, Signore, aprire i nostri occhi e quando ci guardiamo allo specchio vogliamo vedere te. Signore, vogliamo somigliare ogni giorno di più a te e vogliamo, Signore, essere trasformati ogni giorno. Non vogliamo permettere al nemico di mettersi davanti a noi e permetterci di farci avere paura. Vogliamo avere gli occhi ben aperti nelle cose celesti. Vogliamo essere aperti, Signore, per avere consapevolezza di quello che ci circonda a livello spirituale. Allo stesso tempo, Signore, vogliamo agire con misericordia sempre, Signore, in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, con qualsiasi persona, consapevoli che loro sono ciechi, che loro non vedono la tua potenza, non vedono la tua grazia. Vogliamo, Signore, la loro salvezza. Signore, noi vogliamo benedire, come una volta mi hai insegnato personalmente, benedici i tuoi nemici. E io voglio benedire tutti i miei nemici, Signore. Io voglio benedire, Signore, noi vogliamo benedire tutti i nostri nemici, perché con questa benedizione noi siamo liberi, sciolti, noi ci liberiamo, ci sciogliamo e tu benedici molto più noi. Israele, Eliseo ha benedetto quell'esercito. Ed Eliseo è stato benedetto perché quell'esercito non è più venuto contro Israele. Signore, noi vogliamo benedire i nostri nemici. Quei nemici che vengono contro di noi, li vogliamo benedire nel nome di Gesù perché non vengano più contro di noi. Stendi la tua mano, Signore, nel nome di Gesù. Stendi la tua mano potente, Signore, nel nome glorioso di Gesù.
Grazie Signore, tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Benedetto e santo sei. Amen, alleluia, grazie Gesù. Signore, vieni a guarirci anche da ogni nostra malattia, da ogni nostra infermità. Signore, in questo momento vogliamo che il nostro livello di fede sia tale, Signore, da muovere le montagne. Chiudi i tuoi occhi e pensa che in questo momento tu puoi muovere le montagne. È un altro miracolo impossibile che Dio ci ha dato il potere di compiere. È un altro miracolo impossibile che Dio ti ha dato il potere di compiere, come ha dato ad Eliseo il potere di far galleggiare il ferro. Nel nome di Gesù noi possiamo muovere le montagne questa sera, nel nome di Gesù. Puoi stendere la tua mano in questo momento sulla parte del tuo corpo che ha problemi. Metti la tua mano in questo momento, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, vogliamo cacciare via lo spirito di infermità in questo momento, Signore. Noi lo vogliamo legare e cacciare via nel profondo degli abissi. Nel nome potente di Gesù, Signore, intervieni. Ora che apri i miei occhi spirituali, Signore, apri i nostri occhi spirituali, apri gli occhi spirituali e mostra quanto è grande e potente il tuo esercito contro ogni malattia in questo momento, nel nome di Gesù. Vogliamo, Signore, che tu tocchi le nostre ossa questa sera. Liberaci, Signore. Liberaci, Signore, tocca le nostre ossa, le ossa della nostra mano, le ossa della nostra cervicale, della schiena, delle ginocchia. Vogliamo cacciare via ogni forma di artrite, Signore, dovuta alla vecchiaia, nel nome di Gesù. Rinnova queste ossa in questo momento nel nome potente di Gesù. Noi cacciamo via ogni forma di artrite. In questo momento te ne devi andare via nel nome di Gesù. Vieni, Signore, vieni, 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 Spirito Santo. Nel nome di Gesù, vieni, Spirito. Tocca le mani, Signore. Disturbi le mani a livello neurologico, Signore, a livello muscolare, nel nome di Gesù. Vogliamo cacciare via, Signore, ancora ogni spirito di infermità in queste mani, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, che ogni nervo sia sanato ora, nel nome potente di Gesù Cristo, che ogni connessione col cervello sia sanato nel nome potente di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore. Stendi la tua mano, Signore. Tocca il nostro cervello, Signore, la nostra mente, i nostri ricordi. Vogliamo, Signore, riavere un cervello giovane, Signore. Libero da ogni malattia degenerativa dovuta alla vecchiaia, dovuta a qualsiasi malattia, nel nome di Gesù, Signore. Il tuo popolo deve essere guarito, Signore, nella mente, nel cervello, Signore, nel nome di Gesù. Ogni connessione venga sanata ora, nel nome potente di Gesù Cristo il Nazareno. Ogni afflizione del nemico nella tua mente venga cancellata e sanata per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Ishara Diaz Nasera Malara Kerandes.